Sarà una campagna elettorale anomala, considerato che per la nuova provincia ente di secondo livello il 18 settembre prossimo tra i candidati presidente Giovanni Manildo e da oggi Stefano Marcon voteranno solo i consiglieri comunali delle amministrazioni della Marca. Eppure dal K3 sede del Carroccio i segretari di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e conservatori e riformisti promettono che saranno comunque tra la gente. A dimostrare che la sfida per il Sant'Artemio è tra due diverse idee, anche se inizialmente si era pensato a un accordo trasversale. Proprio perché un ente di secondo livello non si voleva politicizzare più di tanto questo tipo di elezione, si era cercato anche di fare una lista unica dando i pesi giusti a ogni partito, a ogni riferimento. Probabilmente qualcuno ha voluto politicizzare molto questa elezione e questo è il risultato. La stoccata alle civiche che sostengono la sinistra del primo cittadino di Treviso, Manildo, in questa tornata. Queste mari agitati di civiche piuttosto che altro è un'occasione per far chiarezza. Civiche o finte civiche? Civiche, fin tanto che amministrano il comune, devono assumersi una responsabilità nel momento in cui c'è un'espressione politica come questo passaggio e adesso vedremo quanto civiche sono, insomma. In sala alcuni dei prossimi candidati della lista unica di centrodestra, Presti di Arcade, Cordiali di Vidor, Pietro Bondi Paese, Scardellato di Oderzo. Manca il sindaco di Montebelluna nelle scorse settimane in odore di candidatura. Erano due nomi, due comuni sopra i 30.000 abitanti che aveva la Lega Nord, e quindi due sindaci, Marzio Favero e Stefano Marcon, e alla fine dopo una riflessione interna si è deciso per Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco. Prima emergenza l'idea del commissario che a Resana vuole accogliere i migranti. Il commissario prefettizio ha assunto una decisione che ha molto di politico e non dovrebbe essere nel ruolo che riveste. Un commissario prefettizio fa atti di ordinaria amministrazione, straordinaria se i casi lo richiedono, e non credo che questo possa essere annoverato in un caso di straordinaria amministrazione.